L'andata fu decisa dal gol di Dell'Era in zona Cesarini. Questa sera la Pisana Calcio 8 scenderà in campo per rivendicare la sconfitta e ottenere 3 punti utili in chiave playoff. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Ciriaci. Si affrontano per la 23esima giornata di Serie A la Pisana Calcio 8 e lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella. La Pisana Calcio a 8 attacca rispettivamente da sinistra verso destra dai vostri teleschermi e si schiera con il numero 8 Ammassari, il numero 10 Carnevali, il 2 Casciotti, con il 6 Cervini, 7 Cesaro, il capocannoniere della squadra, con il numero 11 assente momentaneamente De Bernardo, al suo posto in campo Filonardi, con il 13 Esposito, 3 Ferretti, 11 Laurato, 9 Meloni e 14 Scerratti, mentre lo Zio Mauro Maccarese attacca da destra verso sinistra in maglia azzurra a strisce verticali bianche, con il numero 11 Daniele Cao, con il 3 Alberto Destro, con il 9 Marco Graniero, con il 10 Luca Magionami, con l'8 Federico Marchetti, con il 16 Alessio Miccichè, con il 7 Lorenzo Ottaviani, con il numero 6 Mirko Pezzo, con il 4 Pulcini e in porta il numero 1 Vadalà. Si può riprendere il gioco dopo che è stato colpito all'addome Magionami. Subito in apertura di match, in possesso della sfera, la squadra padrona di casa, che attacca adesso con il lancio in verticale per Meloni, che riesce a mettere giù la sfera e poi la perde in un secondo momento. Non riesce a uscire dalla mediana lo Zio Mauro Maccarese, rimessa ancora per l'Atletico Pisana, che attacca sulla destra con il numero 2 che scarica al centro, prova a fare tutto da solo, poi allarga per Scerratti che mette il pallone al centro e di testa subito la prima occasione del match per la Pisana Calcio 8. Si perde sul fondo la sfera, nessun pericolo questa volta per Vadalà. Siamo subito nella metà campo avversaria. Brutto disimpegno in fase difensiva, recupera la sfera Meloni che si deve girare in mezzo a due uomini, il salta secca, riesce a passare, va sul fondo e conquista il primo calcio d'angolo dell'incontro. Si incarica della battuta Laurato. Laurato va con il destro sul secondo palo, poi prova a mettere in mezzo di nuovo il numero 2 Casciotti. Destro che sfila per tutta l'area di rigore, nessun compagno è andato sulla sfera e quindi può andare al rinvio lungo l'estremo difensore in maglia gialla. È un lungo batti e ribatti, Filippo, in questo avvio sembra essere meglio disposta in campo la Pisana, che qui gioca in casa e quindi è favorita dal terreno amico. Zio Mauro sembra prendere le misure in questo inizio di gara. Mentre prova lo Zio Mauro dalla destra a impensierire la difesa avversaria, ma il traversone si perde direttamente sul fondo, può andare con le mani Filonardi che sostituisce in questo avvio di gara De Bernardo. Ancora la Pisana Calcio 8 in possesso della sfera, viene incontro a prendersela Scerratti che poi scambia con il suo compagno. Si trattava di Ammassari che non riesce però a servire sulla corsa Meloni. All'andata ricordiamo il punteggio vide
La formazione che oggi gioca in trasferta, vincere per 3-2. Ricordiamo il gol di Dell'Era al 93esimo, scusate, al 53esimo minuto in pieno recupero. Le altre due reti furono di Cipollone e Dell'Anno, che adesso non gioca più con la formazione, che adesso prova a attaccare. Il tiro svirgolato dell'attaccante, mentre per la Pisana segnarono Cesaro, il capocannoniere ovviamente della Pisana Calcio a 8, e De Bernardo. Quindi formazione di casa che oggi deve provare a ottenere i 3 punti, anche perché si trova a sole 5 lunghezze dalla Roma Calcio 8, che a 38 punti è in sesta posizione. Giocherà mercoledì sera al Circolo Stella Azzurra. Squadre che si stanno studiando in questi primi 10 minuti di gioco. Ha avuto una sola occasione per adesso la squadra che adesso è in possesso della sfera. Laurato ancora in possesso del pallone, serve a Massari che prova la conclusione, si perde sul fondo, non di molto, c'è stata una deviazione. Sarà calcio d'angolo, il secondo per la Pisana Calcio 8. Da destra va la battuta Ferretti, corta. Ancora Ferretti servito, alza la testa e mette con il mancino il pallone sul secondo palo. Stacca Meloni, che però ha commesso fallo in attacco. E c'è da dire, Filippo, partita bloccata anche dal Gran Gelo che è calato qui al Ciriaci a te. Mentre lo zio Mauro Maccarese ha provato a spingere sempre sull'out di destra. Fallo in attacco anche per la formazione di coach Paradiso. Prova il sinistro ad incrociare, che però non crea problemi all'estremo difensore. Aveva provato la battuta a rete Francesco Ferretti. Il pallone si è perso largo sul fondo, circa 2 metri dal palo. Adesso prova a fare il velo, ma capisce tutto la retroguardia in maglia nera, che adesso riparte. Anticipato però Meloni, perde il controllo della sfera. Prova Graniero a portarsela avanti sul destro, ma regala ancora il possesso ai ragazzi in maglia nera, che però affrettano forse troppo la giocata in questo frangente di gara, e quindi lo zio Mauro può ripartire. Palla in profondità proprio per Graniero, che spara al lato. Occasione anche per lo zio Mauro all'8° minuto di gioco. È andata vicino al gol in vantaggio la formazione ospite. Non abbassare la voce quando fai le grandi occasioni. Alza. Ferretti chiama il movimento dei suoi, arriva puntuale a prendersi la sfera Scerratti. Adesso prova a servire ancora Meloni in profondità, pallone troppo lungo per lui, nessun problema per Badala, che adesso va al rinvio lungo con i piedi, sempre a cercare Graniero, che prova a metterla giù, serve il compagno con il tacco che arriva da dietro. Ancora Scerratti. Ferretti in profondità per Ammassari. Provata la conclusione dal numero 8 Marchetti, che non ha trovato però lo specchio della porta. Marchetti, dopo Dell'Anno Matteo, è il miglior marcatore dello zio Mauro con 7 reti, quindi dopo il trasferimento di Matteo Dell'Anno è il miglior realizzatore dei suoi. Mentre è arrivato in questo momento De Bernardo, il portiere titolare della Pisana Calcio 8. Ammassari allarga per Ferretti, che fa buona sponda con la testa, mette giù la sfera, provano a scambiare i due al limite dell'area. Poi ottimo anticipo ancora della Pisana, che prova a spingere sull'out di sinistra nei pressi dell'area di rigore, alza la testa, prova la conclusione con il destro che si perde però larga sul fondo. Ottima occasione di Casciotti.
Partita, Filippo, che fatica a salire di tono, ma qualche sprazzo, soprattutto al gioco sulle fasce laterali, rimane. Stanno spingendo entrambe le squadre, soprattutto sulla corsia di sinistra. Adesso invece siamo a destra, Traversone che parte, viene murato però il cross di Casciotti. La conclusione con il destro che bacia il palo, si perde però sull'out. Ottima conclusione ancora di Scerrati. Griniero viene incontro al pallone, la recupera Scerrati che serve il compagno sull'out di sinistra che entra in area, messo giù, non c'è nulla per il direttore di gara, era finita a terra Laurato, ha fatto proseguire l'arbitro. Insiste però la Pisana con il possesso del pallone con Ferretti che va dietro dall'estremo difensore Filonardi che cerca ancora di servire Ferretti, il pallone si perde in rimessa laterale. Siamo all'incirca sulla mediana, battuta la rimessa laterale. È stato un fallo ravvisato dal direttore di gara, da buona posizione per lo zio Mauro Maccarese. E occhio qui a Marchetti che è specialista, il figlio del presidente, ha segnato tanti dei suoi gol proprio da calcio piazzato. Sulla battuta c'è proprio Federico Marchetti con il numero 8, si sistema la sfera, ricordiamo 7 reti per lui in questa stagione. Filonardi posiziona 3 uomini in barriera, il direttore di gara controlla che la distanza sia regolamentare, può partire adesso Marchetti. E Marchetti con il destro, c'è solo l'effetto della rete, il pallone è uscito non di molto dal palo alla sinistra dell'estremo difensore. Palla che filtra e c'è la rete del vantaggio siglata dal bomber Meloni, gol che apre le danze quindi al 13° del primo tempo. Ha approfittato il capitano di un errore in fase difensiva, è stato freddo e lucido poi a insaccare il pallone con un destro in diagonale. In qualche modo rimane lì la sfera, il pallone passa e c'è il gol del pareggio subito, siglato dal numero 7 Ottaviani che riporta la partita in parità. È durato solo 30 secondi il vantaggio della Pisana Calcio 8, si è fatta subito sorprendere in fase difensiva, non è riuscita a spazzare il pericolo. E adesso ancora Meloni in mezzo a 3, perde il contatto con la sfera e Vadalava al rimbalzo. La fa sua Filonardi, forse ha qualche colpa sul gol del pareggio. Scerrati, Ferretti tra le linee raccoglie il pallone a Massari, non riesce a filtrare il suo sinistro. Ancora a Massari, Scerrati non si capisce con il compagno ma la sfera rimane ancora in possesso della Pisana. Prova a alzare la parabola verso il capitano che non riesce a tenere la sfera e poi c'è il fallo commesso dal numero 2 Casciotti. Si sono alzati i ritmi, Filippo, testimonianza delle 2 reti in pochi minuti. Forse qualche colpa da parte di Filonardi, ma è stato davvero pregevole il gesto tecnico del numero 7 Ottaviani che ha tirato da posizione defilatissima.
Siamo al quarto d'ora del primo tempo, risultato quindi di 1-1 dopo il gol del vantaggio della Pisana. Con Meloni ha pareggiato Ottaviani nell'arco di 20 secondi, quindi siamo 1-1. Adesso Meloni prova la conclusione, il pallone colpisce il palo, ottima occasione per la Pisana Calcio 8, sempre con il capitano. Adesso prende fiducia la Pisana. Gira con Ferretti sull'out di sinistra, viene incontro Laurato, percussione centrale del numero 11 che scarica ancora per Meloni che prova la conclusione, ancora il capitano, doppietta del numero 9, 2-1 Pisana Calcio 8. Ritornano subito in vantaggio i padroni di casa, mentre lascia il campo il portiere di riserva Filonardi e riprende il suo posto tra i pali De Bernardo. Prova subito a farsi vedere lo zio Mauro Maccarese, ancora una volta in difficoltà la retroguardia della Pisana Calcio 8. Zio Mauro reclama di un retropassaggio al portiere, ma entrambi i giudici di gara dicono che il passaggio è stato involontario. Casciotti, viene incontro Meloni, autore di una doppietta, il numero 9, nonché capitano della Pisana Calcio 8. In mezzo al campo prova a dimenarsi il numero 11 che scarica ancora dietro per Meloni, poi prova il suggerimento in verticale Scerrati, si perde sul fondo la sfera. Verticale, ottima sponda del numero 9 che prova poi a servire il compagno, conclusione però che si perde nei pressi della bandierina del corner. Nessun problema per De Bernardo, che adesso lancia lungo. Meloni non arriva sulla sfera, può provare la girata Graniero, svirgola il pallone e si perde ancora una volta sul fondo. Ottima reazione comunque dello zio Mauro Maccarese dopo il 2-1 siglato da Meloni. Eccolo proprio Meloni che viene a prendersi la sfera a centrocampo. Scerrati allarga a sinistra, sovrapposizione premiata del compagno che alza la testa. Il pallone arriva tra i piedi di Magionami. Scerrati, centro del campo, viene a prendersi la sfera a Massari che allarga sulla sinistra. C'è Meloni che invoca il pallone, preferiscono andare da Ferretti, si porta il pallone sul destro e serve ancora Scerrati che prova la conclusione, alta sopra la traversa, nessun problema questa volta per la retroguardia dello zio Mauro. Uno specialista dalla distanza, Scerrati, ci ha fatto vedere sicuramente conclusioni migliori, ma stavolta sta ricominciando, diciamo, a prendere la mira dei bei tempi del girone d'andata, il numero 14. Mentre adesso siamo di qua con Graniero, toccato duro, calcio di punizione, e vedremo ancora Marchetti alla battuta, potrebbe tentare la conclusione, anzi sicuramente proverà a centrare lo specchio della porta. Sforzato, si deve sentire lo sforzato, ma la voce deve salire, tu perdi proprio volume, se uno va a vedere la barra del volume, c'è un pezzo di che manca, lo sforzato devi alzarlo, cioè è difficile, va benissimo, lo può fare da solo. Il direttore di gara conta i passi per la distanza, 2 uomini in barriera per De Bernardo. Siamo molto distanti dalla porta, difesa appunto da De Bernardo che sistema la barriera, può partire Marchetti con il destro, ha sfiorato il gol nella prima occasione il numero 8, adesso proverà
andare verso lo specchio della porta. Grandissimo gol quello di Federico Marchetti, 2-2 quando siamo giunti al 20° del primo tempo. Lo specialista Filippo prima ci aveva dato l'illusione del gol andando a 1 centimetro dal palo con Filonardi che l'aveva battezzata fuori. Questa De Bernardo forse nemmeno l'ha vista partire, bomba di rara potenza, entrata centrale, ma davvero fortissimo il tiro del figlio del presidente Marchetti, che riequilibra una gara che era iniziata un po' sottotono ma diventa bella sia per occasioni create che per la fattura delle reti. Sì, Alessandro, mentre è l'8° gol realizzato in questa stagione da Federico Marchetti. La maggior parte dei gol, come già detto, sono stati realizzati direttamente da calcio di punizione. Si incarica infatti di tutte le palle inattive il numero 8, mentre adesso prova a attaccare ancora lo zio Mauro. Questa volta De Bernardo esce, la fa sua e invita subito i suoi a salire. Toccato a Massari, si può proseguire per il direttore di gara. Scerrati allarga sulla sinistra, viene incontro a prendersi il pallone il numero 3, che però non riesce a controllare la sfera, regalando una rimessa allo zio Mauro Maccarese. Può aver subito anche secondo te un po' il contraccolpo psicologico la Pisana, Filippo, che è la seconda volta che si fa raggiungere in pochi minuti? Potrebbe aver subito il contraccolpo, anche perché è andata addirittura vicino al gol con Meloni che si è fermato sul palo. La conclusione di Meloni, che poteva trovare forse la tripletta e soprattutto poteva portare in vantaggio di 2 reti suoi, quindi anche sfortunata la Pisana Calcio 8 in questo primo tempo. Poi si è fatta trovare impreparata soprattutto in fase difensiva, mentre adesso appunto trova il gol del 3-2 la Pisana Calcio 8 con Ferretti, ancora in vantaggio quindi la Pisana. Meloni il palo l'ha preso prima, non è che ha fatto questo qua prima, il palo l'ha preso no, adesso Ancora in vantaggio quindi la Pisana Calcio 8, si è fatta rimontare 2 volte. Vediamo adesso come gestisce la fase difensiva, in qualche modo allontana la sfera De Bernardo. Stavano ancora per creare un pasticcio i ragazzi in maglia nera. Ma si è fatto male De Bernardo, Filippo, in questa occasione. È andato a recuperare la posizione, forse dopo il tocco di testa del compagno poteva addirittura bloccare, è andato invece in estensione, è entrato senza riscaldamento De Bernardo direttamente al posto di Filonardi. Non è uno che di solito finge in queste situazioni. Speriamo nulla di grave per l'ex Checco dello Scapicollo, che sta concorrendo alla conquista del guanto d'oro. Scherza nel frattempo Miozzi, lo sentiamo qui sotto, ha dato 6 mesi di prognosi al proprio estremo difensore, che però si è ripreso in pochi secondi. Forse un po' freddo De Bernardo a livello di riscaldamento anche sulla punizione di Marchetti. Si può riprendere il gioco con Ferretti che fa sportellate con il diretto avversario, passa la sfera, poi prova a calciare Pezzo, ma pallone che non impensierisce la retroguardia. Può andare a raccogliere il pallone appunto De Bernardo, che si è ripreso dopo l'infortunio. Adesso Scerrati, palla rischiosa, se la cava non bene ma benissimo il centrocampista in maglia nera, che adesso allarga per Casciotti, viene incontro a Massari, prova a fare il velo ma perde la sfera. Fallo commesso adesso da Casciotti. Molti non ne hanno memoria, Filippo, scusami, ma alla Pisana ha preso tante reti direttamente sul rinvio del proprio portiere per giocare palloni pericolosi al limite. E quindi De Bernardo ha rischiato in quel caso, poi ha trovato il giocatore con maggior classe della sua squadra, vale a dire Scerrati, e ne sono usciti bene in disimpegno. Ottimo disimpegno del numero 14, che adesso è in possesso della sfera a centrocampo, fa girare lui il gioco della Pisana Calcio 8, che prova ad attaccare. Il destro di Laurato però non riesce a creare problemi, non ha impattato il pallone nel modo in cui voleva.
ancora sfera tra i piedi del solito Scerrati, che va a cercare il compagno tra le linee. Ammassari che conquista il corner, il terzo dell'incontro per la Pisana Calcio a 8. Con il sinistro sul secondo palo, ottimo stacco di testa del difensore in maglia biancoceleste. Adesso Ferretti mette giù il pallone con il ginocchio sinistro e poi allarga bene per Meloni, che ha spazio, può provare la conclusione di Mancino. Questa volta il sinistro non si infila in rete. Attacca adesso lo zio Mauro Maccarese, c'è l'ottima però retroguardia di Ammassari, che riesce a sfilare il pallone all'attaccante avversario. De Bernardo con le mani fa scorrere Ferretti, conquistando la rimessa laterale, anzi no, il direttore di gara assegna la rimessa in favore della squadra che è in svantaggio. Pulcini mette giù la sfera, prova il destro all'improvviso. Metti giù e prova. Palla, sfera, troppo. Fine, lo dico pure io. Troppo. De Bernardo, serve Ferretti, viene incontro Laurato, Scerrati. Servito al centro del campo Laurato, che dà Scerrati, centrale per Ammassari, che però è scivolato, non ha potuto controllare il pallone. Riparte Daniele Cao, poi perde il pallone Scerrati. Si chiude il primo tempo sul risultato di 3-2 per la Pisana Calcio a 8. Dopo essersi fatta rimontare 2 volte, ha terminato il primo tempo in vantaggio. Sta per riprendere l'incontro, con squadre ovviamente a campo invertito. Alla prima frazione di gioco è andato in vantaggio la Pisana Calcio 8 per ben 2 volte. Si è fatta riprendere subito dallo zio Mauro Maccarese, ma alla fine è riuscita a portarsi in vantaggio. Prova la conclusione subito lo zio Mauro Maccarese direttamente dal calcio d'avvio. Quindi è 3-2 il punteggio di questa 23esima giornata di Serie A. Ricordiamo che la Pisana Calcio 8 è a soli 5 punti dal sesto posto, occupato dalla Roma Calcio 8, che scenderà in campo mercoledì sera al Circolo Stella Azzurra. Corazio Mauro in possesso della sfera, rinviene però bene sul pallone un giocatore in maglia nera, poi Scerrati prova a servire il compagno, che fa il gol del 4-2. Gol importante questo per la Pisana Calcio 8, con Cesaro il miglior marcatore, che trova la 12ª rete stagionale. Era appena entrato Filippo, ci ha colto anche un po' impreparati, perché davvero il primo pallone toccato direttamente in rete. Sì, Alessandro, appena entrato in campo il numero 7 ha fatto vedere subito le sue doti, servito però da un assist al bacio di Scerrati. Ha dovuto spingere solo il pallone verso lo specchio della porta e con il destro ha siglato il gol del 4-2, mentre prova ancora la Pisana a farsi vedere in avanti con Ferretti, che cercava ancora il bomber con la maglia numero 7, eccolo che scambia dietro. Laurato allarga adesso a destra, Scerrati prova la conclusione e fa scorrere Cesaro, conquistando la rimessa laterale. Ferretti gira indietro per Carnevali, appena entrato in campo. De Bernardo deve andare al rinvio profondo, lascia scorrere Cesaro, capisce tutto però Marchetti, l'autore del gol del 3-2 direttamente su calcio di punizione, 8ª rete stagionale la sua.
Prova lo zio Mauro sulla sinistra con destro, che però si trascina la sfera in rimessa laterale. Carnevali, lancio lungo, Cesaro mette giù la sfera con il petto, prova il mancino ad incrociare, è andato vicino alla doppietta il numero 7. Quando siamo giunti al terzo minuto della ripresa, il risultato è di 4-2 per la squadra che gioca in casa. L'andata, ricordiamo il punteggio, fu 3-2 in favore dello zio Mauro Maccarese San Giovannella, che adesso si trova sotto di 2 reti. Deve provare a spingere per recuperare questo incontro che adesso è veramente in salita. Il zio Mauro, Filippo, che ha bisogno della salvezza senza i play-out, l'ha detto la dirigenza in settimana, è qualcosa di possibile, come la scorsa stagione quando la San Giovannella si salvò proprio così, senza la lotteria a fine anno. Mentre ancora la Pisana è in possesso del pallone, siamo all'altezza del centrocampo, gestiscono però la sfera senza provare a incidere verticalmente i ragazzi della Pisana Calcio 8, che adesso provano ad andare dal numero 11 Laurato, che si gira in mezzo a 2 avversari. Adesso cede la sfera all'altezza della mediana e poi Carnevali servito all'indietro. Cervini allarga per Cesaro che alza la testa, pallone a cercare Ferretti, non giunge a destinazione, può ripartire la squadra in svantaggio all'altezza di centrocampo. Adesso arriva sulla sinistra il pallone, prova a metterlo dentro destro, il pallone è stato murato, rimaniamo però in zona d'attacco dello zio Mauro. Siamo negli ultimi 10 metri, battuta la rimessa laterale. Cesaro, di prima intenzione, prova a servire Scerrati sulla corsa. Poi conclusione. Da dimenticare però il destro da notevole distanza, nessun problema per De Bernardo che va con le mani. È un fattore che piace tanto, quello dei tiri dalla distanza. Mauro Marchetti, che qui contro Bacci Immobiliare ha perso 4-0, ha rimproverato proprio questo ai suoi giocatori, il fatto di non averci provato tanto dalla distanza. Mentre Cesaro, in possesso della sfera, se la porta sul sinistro, trova l'opposizione di destro. Cervelli, Cesaro, pallone che filtra, mette giù la sfera con il destro, aveva superato l'estremo difensore Laurato, che però non ha trovato la via della rete. Cala il gelo e anche il silenzio qui al Ciriaci Filippo, tanta concentrazione a bordo campo. La Pisana vede la chance di accorciare seppur momentaneamente sulla Roma, che sarà impegnata giovedì con una sfida non facile contro Ness Calciotto, che ha subito tante reti nelle ultime settimane alla Stella Azzurra e che andrà sicuramente a far barricate di fronte ai giallorossi, quindi occasione ghiotta per accorciare per i ragazzi di Pasquale. A te Filippo. Mentre Ferretti viene toccato duramente, sarà calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo. Mentre c'è anche l'ammonizione per il giocatore con la maglia numero 8, Marchetti. Giro palla della Pisana Calcio 8, Carnevali. Traversone a cercare il compagno sul fondo, che in qualche modo cerca di rimetterlo in mezzo per Ferretti anticipato. Eccolo proprio Ferretti che può correre sull'out di sinistra. Aspetta il compagno, poi scarica per vie centrali. Cesaro
alza la testa, prova la conclusione, ancora Murata, arriva sulla sfera Graniero, pressato, deve cedere il pallone ancora all'indietro. Zio Mauro Maccarese si trova a 29 punti in classifica, a sole 4 lunghezze dalla Bacci Immobiliare che si trova a 33. Stesso punteggio dell'Atletico Pisana che però vincendo questa partita arriva a 36 punti, mentre la Roma con 38 punti occupa l'ultimo posto disponibile per i playoff. Ferretti, traversone tagliato, messo fuori, poi Graniero fa sportellate e Carnevali ancora in possesso della sfera. Riparte adesso l'Atletico, la Pisana Calcio a 8 con Ferretti che però non giunge sul pallone, rimessa laterale per lo zio Mauro Maccarese. Ritmo che si è forse abbassato in questo momento. Adesso prova la conclusione che si stampa sulla traversa. Ancora conclusione dello zio Mauro con Marchetti. Alessandro, dicevamo, forse i ritmi sono un po' calati in questo avvio di ripresa? Sì, vengono favoriti quindi questi tiri dalla distanza improvvisi. Su qualche secondo fa abbiamo visto una traversa piena che stava per riaprire la gara. Mentre il Pisana Calcio a 8 conquista il quarto corner della sua partita. Battuto fuori, fa il velo, arriva sulla sfera, ottima conclusione e ottima respinta dell'estremo difensore Vadalà che manda in corner. Ancora Cervini, Cesaro, Esposito, Laurato poi perde il controllo col pallone. Prova lo zio Mauro ad andare in verticale, forse troppo frettolosamente il passaggio, a cercare lo smarcamento degli attaccanti. Ferretti adesso punta il diretto avversario, prova ad andarsene sul fondo conquistando ancora corner. Cervini prova a servire il compagno, poi rinviene Ferretti e va direttamente da De Bernardo. Ferretti, lancio lungo in direzione di Cesaro, prova a fare passare la sfera, intercetta il difensore in maglia biancoceleste che poi sbaglia il passaggio per le punte. Cesaro, ancora Cesaro, va con il destro che si infila all'angolino. 5-2 Pisana Calcio 8 e doppietta del suo miglior marcatore. Tredicesimo gol stagionale quindi di Cesaro. E partita che adesso è in pieno controllo della Pisana Calcio 8. Quando siamo giunti all'11° della ripresa. Ferretti dietro, disimpegno sbagliato e poi De Bernardo dice di no al sinistro di Ottaviani. Lascia proseguire il direttore di gara, arriva sulla sfera Marchetti che con l'esterno spara altissimo. Non dire per forza, Mirano De Bernardo sul tiro del numero 7. Hai detto pure prima. Attacca la Pisana nella zona centrale del campo, con una Veronica riesce a liberarsi del diretto avversario Laurato. Adesso sulla destra siamo con Cervini,
Scarica a sinistra ancora per Laurato. Cervini prova a chiudere il triangolo con Laurato che aveva tagliato nella via centrale del campo. Il pallone è troppo lungo, sbagliato e fuori misura, rimessa laterale battuta velocemente dallo zio Mauro Maccarese, che adesso si trova sotto di 3 reti quando mancano circa 14 minuti al termine dell'incontro. Prova la conclusione con il destro, salvataggio sulla linea. Graniero non è riuscito a spingere il pallone in rete. Angolo battuto sul primo palo, resta lì la sfera con il sinistro, ancora De Bernardo con i piedi, salva il risultato. Dato vicinissimo al gol del 5-3 lo zio Mauro Maccarese, che forse poteva riaprire l'incontro. Ottimo salvataggio dell'estremo difensore, che ricordiamo è entrato in campo a gara in corso. Marchetti sbaglia il passaggio in verticale, poi rinviene sulla sfera, ancora Marchetti. Grignano prova a servire il compagno al centro, riparte veloce la Pisana con Laurato. Cesaro si porta il pallone sul destro, prova la conclusione a giro, questa volta non c'entra lo specchio della porta, il miglior marcatore con 13 reti della Pisana Calcio 8. Micicchè, centrale per Marchetti, che da dietro può provare l'incursione il numero 11. Ha cambiato centravanti la Pisana, ma non ha cambiato efficacia. Bravo prima Meloni, bravissimo ora Cesaro. Mentre Graniero lascia lì il pallone per Micicchè, ancora De Bernardo si oppone. C'è l'angolo battuto in mezzo, stacca più in alto di tutti un ragazzo in maglia nera, ripartenza veloce, c'è Cesaro in mezzo, rinviene Marchetti che ferma il contropiede degli avversari. Micicchè sbaglia l'appoggio centrale, può ripartire sull'out di destra. Casciotti che lascia il pallone per Cesaro. È stata forse una deviazione, il direttore di gara dice che il possesso del pallone è per la squadra in svantaggio. Mentre rientra ora in campo Ammassari, sostituisce il numero 11 Laurato. Eccolo proprio Ammassari. Cervini, Esposito serve sulla destra, il compagno alza la testa, prova la conclusione, si distende, vada là, nessun problema su questo destro tentato all'improvviso a sorprendere il portiere sul primo palo. Marchetti chiama il movimento dei suoi. Il pallone giunge a sinistra, ancora un altro tiro tentato dall'enorme distanza da destro, ancora murato e ancora rimessa laterale in zona d'attacco. Mette giù la sfera il numero 4 Pulcini. E vuole affrettare i tempi qui, vada là Filippo, è andato direttamente lui alla rimessa, non manca molto al termine della gara, siamo intorno al 16° minuto. Mentre c'è una conclusione, ancora l'ottima respinta di De Bernardo. Ennesimo corner sulla destra per lo zio Mauro, che questa volta preferisce andare sul secondo palo, salta più in alto di tutti Carnevali. Vada là, rischia sul diagonale, c'era Cesaro pronto in agguato, passaggio in profondità, lascia scorrere Marchetti. Ma la fa sua De Bernardo. Ferretti ancora da De Bernardo. Casciotti lascia la sfera a Carnevali, viene incontro Cesaro con il tacco, prova a servire a Massari, però non capisce le intenzioni del compagno. Dopo una fase confusa del match si può riprendere, mentre
C'è ancora un errore in fase difensiva, non ne approfitta Graniero. Si lamenta però di un tocco ai suoi danni Casciotti. Ancora errore in fase di impostazione della Pisana. Pone rimedio Carnevali, che sta guidando molto bene la difesa. Cesaro. Serve la sovrapposizione di Ferretti. Poi Marchetti mette una pezza e fa riprendere il giro palla dello zio Mauro Maccarese. Giro palla che però non crea danni alla formazione in vantaggio, che deve solo amministrare il gioco in questi ultimi 10 minuti di gara. Prova lancio lungo, ottimo. La Pisana entra in area di rigore, il pallone non passa, c'era Ammassari pronto con il destro a impensierire l'estremo difensore. Adesso Marchetti allarga sulla destra, prova ad andarsene. Pulcini si trascina il pallone in rimessa laterale. Zio Mauro Maccarese che non aumenta il pressing e non infastidisce il giro palla in questo momento della Pisana Calcio 8. Ammassari, forse toccato, non c'è nulla per il direttore di gara, si può proseguire. Insiste ancora lo zio Maccarese sull'out di sinistra, sul fondo, ritorna indietro, sguarda al centro e poi c'è la rovesciata. Stava per trovare un gran gol destro, il pallone però è finito non di poco largo sul fondo. Cerratti, adesso Cesaro prova ad intercettare il pallone con il destro, ancora Marchetti sull'out di destra, prova a servire il centravanti, prova a girarsi, lo fa molto bene il numero 11 che adesso serve destro sulla corsa, raddoppiato destro, ancora in possesso della sfera, poi in un secondo momento la perde, contropiede Cerrati. Prova a saltare l'uomo, non si capiscono, la conclusione si deve distendere ancora De Bernardo, forse il migliore dei suoi in questa ripresa. Sarà rimessa laterale, destro con le mani verso Graniero, che poi prova a riappoggiarsi al numero 3 di testa, il pallone si perde sul fondo, adesso è in possesso Esposito, che serve Ferretti. Non sa chi servire la sfera, preferisce appoggiarsi dietro da Cerrati, che forse con un po' di superficialità perde la sfera. Eccolo Esposito, se ne va sulla sinistra il numero 9, che poi prova la conclusione. Graniero, ancora De Bernardo in corner. Ennesimo corner battuto al centro, non crea problemi, poi il tiro deviato da Ferretti, ancora calcio d'angolo. Sempre dalla bandierina sulla corsia di destra, prova lo zio Mauro Maccarese a trovare il gol su palla inattiva. Finora non ha creato problemi, però questo corner battuto sul secondo palo, adesso sfera passa e poi Cesaro a tu per tu con il portiere, si porta il pallone sul destro. Cesaro, tripletta del bomber della Pisana Calcio 8 e 14° gol stagionale, 6-2 Pisana. 6-2 Pisana. Devi amare, 6-2. C'era Il gol di Cesaro chiude sicuramente l'incontro, sono 4 le reti da recuperare per lo zio Mauro Maccarese quando mancano solo 4 minuti al termine dell'incontro. Mentre prova adesso il numero 9 e poi ancora De Bernardo.
Massari. Siamo già di là con Massari che serve Cesaro, ancora Cesaro. 7-2 Pisana Calcio 8 e poker del numero 7 che chiude l'incontro. Ha fatto un miracolo. Tu non hai parata. Hai parata, top player, tutte parate. Lui ha fatto 4 gol con player. Conclusione con il mancino trovata all'improvviso da Daniele Cao. Gol del 7-3 che però non ha alcun significato perché mancano soltanto 3 minuti al termine dell'incontro. Cosa stavi facendo mentre questi giocavano? Sei un drogato. Cerrati, Cesaro, servito dietro ancora Ferretti, De Bernardo va al lancio lungo, prova a fare sportellate a Massari, commette anche il fallo in attacco. Marchetti serve sulla destra Micciché, poi attaccato Esposito, commette anche il calcio di punizione. Mancano 120 secondi al termine dell'incontro, si incarica del calcio di punizione Cerrati, poi arriva Carnevali che gli sottrae la sfera. Cerrati per vie centrali, c'è il movimento di Cesaro che non viene servito, eccolo puntuale Cesaro, si porta il pallone sul sinistro, lascia lì per il compagno, prova a mettere il traversone con il destro, viene murato e può ripartire lo zio Mauro Maccarese. Mancano 60 secondi al termine, ha recuperato la sfera la Pisana Calcio 8 dopo lo stop sbagliato di Ottaviani. Adesso attacca a Massari, lascia lì per Ferretti che alza la testa, ancora dentro a Massari, si porta il pallone sul sinistro, murato, ancora a Massari di testa, giochi di prestigio del numero 8, non gli si sottrae la sfera e poi la conclusione con il destro sarà corner conquistato da Esposito. Corner, Ferretti va forte sul primo palo. Attacca il zio Mauro Maccarese, conclusione con il destro. Questa volta nessun problema per De Bernardo. Centrale per Ferretti con le mani, triplice fischio del direttore di gara. Si chiude 7-3 l'incontro in favore della Pisana Calcio 8 che si rifà della sconfitta subita all'andata.